L'Istituto De Felice Giuffrida Olivetti è un istituto che ha una grandissima tradizione a livello del commercio e di essere in Catania considerato una istituzione che per tanti anni ha formato le generazioni degli imprenditori, degli avvocati, dei commercialisti. E alla fine di relazionare l'aspetto della didattica con quello che è la vocazione dell'istituto, facciamo un bilancio che in realtà non è soltanto un bilancio economico, ma è soprattutto un bilancio sociale, cioè un bilancio di rendicontazione a tutti coloro che quest'anno hanno lavorato con noi per i nostri ragazzi ed insieme a noi. Consideriamo tutti gli aspetti di questo anno e tutte le innovazioni che il collegio docenti ha voluto perseguire al fine di una migliore formazione, di una formazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze in relazione a quelle che sono le realtà sociali e economiche attuali. Nell'ottica di questa innovazione, i vari indirizzi hanno seguito quelli che sono gli andamenti del mercato del lavoro e quindi di conseguenza hanno formato anche in relazione a questi aspetti. Con i fondi PNR, oltre a questi innovazione e fondi per l'EduGreen, anche l'amministrazione finanza e marketing ha sviluppato una serie di conoscenze e di competenze in merito a quelle che sono le nuove idee di un piano industriale, un piano finanziario etico che potesse portare alla società, oltre che il diciamo benessere economico, anche un benessere di tipo etico. Abbiamo lavorato anche per quanto riguarda il SIA e il quadriennale SIA, cioè sistemi informativi aziendali, cioè un'implementazione di quelle che sono le conoscenze informatiche e di quelle che sono le conoscenze nello specifico dei big data, della gestione del web, dell'e-commerce, eccetera. Infatti, anche per i servizi commerciali, il professionale, noi abbiamo implementato questo aspetto, che chi oggi non compra attraverso il web e quindi è anche fondamentale questo aspetto. Questo l'abbiamo fatto attraverso i fondi PNRR, quindi abbiamo implementato gli aspetti che riguardano la realtà virtuale, la realtà aumentata, i giochi educativi. Abbiamo lavorato sul mentoring, sulle competenze di base, sugli aspetti motivazionali dei ragazzi, quindi accompagnandoli a processi formativi che hanno riguardato gli aspetti della diciamo consapevolezza di sé, di una scelta attenta alle proprie possibilità e quindi abbiamo cercato di lavorare su tutte quelle cose che forse il periodo Covid ha un po' ridotto nei ragazzi, lasciandogli un po' quella tristezza, quell'amarezza e noi abbiamo cercato di lavorare su questo. Quindi l'abbiamo fatto attraverso una didattica laboratoriale, eccetera. Questo è il clima del nostro ambiente scolastico, è un clima innovativo, collaborativo e soprattutto volto all'attenzione degli studenti, della loro consapevolezza, della loro affermazione e del loro essere poi cittadini educati a aspetti che riguardano la legalità, la sicurezza sul lavoro, quindi diciamo alla cultura di una persona consapevole e ben immessa nell'ambiente civile che è il nostro paese.